Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Oggi ritualmente posticipato perché abbiamo fatto la nostra chiacchierata settimanale con Daniele Capezzone, che tra le altre cose ci ha illustrato la psicosi AIS. Sapete che noi viviamo, soprattutto qui a Milano, con l'imminente arrivo delle squadracce di Trump, che sono anche il principale argomento politico, propositivo, contenutistico che la sinistra sta mettendo sul piatto in questi giorni. Domani, nella fattispecie, c'è un'imprescindibile manifestazione per tutti i sinceri democratici alle 14:30 in piazza 24 aprile. La organizzano il PD, l'ANPI, la CGIL. Ormai sono sigle indistinguibili, cioè non c'è più, come dire, un partito riformista trainante a vocazione di governo e poi delle sigle del mondo di sinistra. C'è un mare magnum che ripete a pappagallo le stesse parole d'ordine. La parola d'ordine della settimana è vade retro le squadracce di Trump. Ha illustrato l'iniziativa il segretario di Milano del PD Alessandro Capelli. Grande manifestazione democratica per dire che non vogliamo le squadracce dell'AIS nella nostra città, per dire che vogliamo le Olimpiadi dei diritti umani e per dire che siamo al fianco di chi si batte per i diritti umani. Il mood della giornata sarà che tutti sono stati convocati con fischietto d'ordinanza, come a Minneapolis, che Minneapolis è il centro dell'agenda della sinistra in questi giorni. Ecco, di una cosa siamo certi: al centro di quell'agenda non ci sono le fabbriche diciamo diffuse nel tessuto produttivo del paese. Quella roba lì non va più di moda. Cioè, Minneapolis è il cuore delle loro ossessioni, e quindi tutti domani sabato saranno convocati con fischietti contro le squadracce di Trump, come abbiamo chiarito più volte, ma hanno ribadito in questi giorni i ministri Salvini, Tajani, Piantedosi. Le squadracce di Trump saranno pochi agenti, oggi leggevo addirittura 2 o 3, cioè a questo siamo, della divisione, diciamo, dell'intelligence, non quelli per strada coi mitra e il passamontagna, no? Cioè, al seguito della delegazione americana. Ovviamente non diranno bah sulla sicurezza nelle strade, ci mancherebbe, ma domani tutti a fischiare contro le squadracce di Trump a Milano. Allora, se questi sinceri democratici tengono ai diritti umani, alle Olimpiadi dei diritti umani, già che sono in giro per Milano domani con i loro fischietti, noi abbiamo un consiglio da dargli. Gli gireremo questo indirizzo: via Montebianco 63 a Milano. Cosa c'è a via Montebianco 63 a Milano? C'è il consolato della Repubblica Islamica dell'Iran. Ora, visto che noi non dubitiamo della sincera preoccupazione di questi fischiettanti democratici per i diritti umani, violati magari in paesi che partecipano a queste Olimpiadi, sicuramente a un certo punto andranno lì in via Montebianco 63, perché lì c'è il consolato di un regime che sfracella il cranio alle donne se non mettono il velo secondo i dettami della Sharia, che impicca pubblicamente gli omosessuali, che nelle ultime settimane si è dato alla mattanza sul proprio stesso popolo. Sono uscite notizie per cui la contabilità dei primi 2 giorni di repressione degli ayatollah, 2 giorni, è constata di 30.000 morti. 30.000 morti in 2 giorni, coi cecchini che sparavano come è un'immagine tragica, come i pesci in un barile sparavano sui civili e andavano negli ospedali a cercare i feriti per finirli. 30.000 in 2 giorni. E anche ora, mentre stiamo parlando, in Iran, nella Repubblica Islamica dell'Iran, non a Minneapolis, c'è la caccia all'uomo, la caccia al dissidente, la caccia al non allineato, la caccia all'infedele. Sono tutti temi che toccano le coscienze dei democratici che tengono ai diritti umani. Quindi è un consiglio, ma è anche, come dire, una notizia in anteprima. Noi siamo sicuri che prenderanno i loro fischietti, che eroicamente sventolati contro 2 o 3 agenti ICE che saranno nei loro uffici, e poi andranno, ripeto, in via Montebianco 63 al consolato di uno dei paesi che viola in modo più crudele, sistematico e quotidiano i diritti umani nel mondo. Non sono gli Stati Uniti di Donald Trump, è la Repubblica Islamica dell'Iran. Ci vediamo lì, compagni, siamo sicuri di trovarvi.
Grazie a tutti, vi aspetto